Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Rosalba Dell'Albani, la 52enne uccisa nel sonno 2 giorni fa a Giarratana nel Ragusano dal cognato Mariano Barresi di 66 anni, reo confesso e fermato subito dopo il delitto dai carabinieri intervenuti sul luogo. La vittima sarebbe stata uccisa con una coltellata nell'abitazione dell'anziana madre che accudiva di notte. A disporre l'esame autoptico è stato il sostituto procuratore di Ragusa Emanuele Ferdinando Vadalà, conferito anche l'incarico al medico legale Giorgio Spadaro. La data dell'esame non è stata invece ancora fissata. Intanto per Barresi è stata chiesta la convalida del fermo. L'uomo si trova nel carcere di Ragusa, avrebbe delle ferite lievi al collo. L'origine delle escoriazioni al momento è in corso di accertamento. Adenocarcinoma mucinoso, devastante dopo il 18 maggio, senza forza. Sono le parole della sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, arrestata venerdì scorso per mafia, in una sorta di diario clinico del fratello trovato dal Ross all'interno di una sedia e destinato probabilmente a uno specialista al quale la donna sarebbe dovuta recarsi per chiedere una consulenza. Secondo gli inquirenti, proprio nel maggio scorso le condizioni di salute del capomafia sarebbero precipitate. In quel periodo Matteo Messina Denaro era già stato operato per un cancro. Arrestato un 35enne di Messina, già noto alle forze dell'ordine per i reati di coltivazione di sostanze stupefacenti, violazione di domicilio e furto aggravato di energia elettrica. Le manette ai polsi dell'uomo sono state poste ieri dai carabinieri della stazione di Messina Tremestieri. Sono stati proprio i sistematici spostamenti effettuati dal 35enne per raggiungere una casa disabitata di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari, ubicata nel rione messinese di Santa Lucia sopra Contesse, ad insospettire i militari. Scoperta una serra con 32 piante di marijuana e allacciata abusivamente alla rete pubblica. Non migliorano di molto rispetto al weekend appena trascorso le previsioni meteo in Sicilia per domani, martedì 7 marzo. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore verde. La nuvolosità, a tratti vestita da piogge, in alcuni tratti anche intense con fenomeni temporaleschi, coinvolgerà tutte le province siciliane, nessuna esclusa. I venti saranno moderati e le temperature ancora basse. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna domani mattina con nuovi aggiornamenti alle ore 10. Buona serata.